Era morto il 21 febbraio scorso all'ospedale di Schiavonia, neppure il tempo di correre in terapia intensiva a Padova. Adriano Trevisan, 78 anni, il pensionato di Vo, prima vittima del coronavirus in Veneto. Si è atteso che tutta la famiglia uscisse dalla quarantena e poche ore fa il suo corpo è stato accompagnato al cimitero di Vo Vecchio e benedetto prima della sepoltura. Sulla sua morte indaga la Procura di Padova, che ha affidato un incarico a un virologo dell'ospedale Sacco di Milano. E proprio in queste ore, ironia della sorte, il bollettino quotidiano della Regione Veneto segnala, dopo giorni di 0 casi, un nuovo contagiato in quello che è stato il primo cluster della regione, sottoposto a 14 giorni di stretto isolamento. Il presidente Zaia spiega che tutto questo rientra nella fisiologia e che Vo resta la realtà più pulita del Veneto. Parla di normale gioco del virus anche il sindaco del comune padovano. Qui i controlli stanno continuando. Dall'indagine epidemiologica in corso, gli studiosi puntano a ottenere nuove armi per combattere il virus.